Gocciolina curiosa scopre l'altipiano. Un viaggio attraverso il canale con le sue amiche verso il mare. Gocciolina, durante un temporale, cade dalle nuvole ed atterra su un fiore. Scivolando sulla sua foglia, cade nel canale altipiano. Qui incontra una farfalla che le dice che questo viaggio verso la sua casa sarà molto lungo. Gocciolina segue il corso del canale, incontrando una libellula che le dice che si trovano a Bovolenta. Lungo gli argini però incontra una brutta nutria cattiva. Per fortuna ci sono i sassi a proteggere gli argini del canale. Sono stati messi lì durante i lavori di consolidamento del consorzio di bonifica Bacchiglione. Lungo il corso dell'altipiano, Gocciolina si imbatte in una nuova difficoltà. Un cannetto molto fitto è costretta a stare vicina alle sue sorelle per passare oltre. Ma non deve preoccuparsi, gli argini del canale sono stati sfalciati. Lo ha raccontato la biscia d'acqua. Gocciolina infatti torna a scorrere felice con le sue compagne. Incontra un altro amico, una tartaruga, che racconta di quanto questo canale sia antico, ben più di 100 anni. Poco dopo, Gocciolina e le sue amiche si uniscono ad altre compagne provenienti dal canale di scarico. Arriva poi alla botte a sifone ed entra senza paura. Finalmente il suo viaggio sta per finire e sta per arrivare al mare, dove potrà, con le sue amiche, trovare una nuova casa.